Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Se sei un beneficiario, è consigliato predisporre le domande entro aprile. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Un'esperienza fuori dal comune sta per sconvolgere la tua spesa. Tieniti forte al tuo carrello. Qualità extra, freschezza extra, risparmio extra. Tutto questo è CRAI Extra. Acchiappa il volantino con le promo imperdibili. In offerta, bracciole di lombo di suino a 7,29 € il chilo. Birra William Brau lattina da 33 CL a 59 centesimi. Cono gelato bigusto CRAI 6 pezzi a 2,49 €. Mele Fuji Melinda a 1,69 € il chilo. No, non è un film, è CRAI Extra, gli esperti della qualità. In via Garibaldi a Tortolì, strada per Cagliari. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Buonasera gentili radioascoltatori e buonasera gentili radioascoltatrici. Benvenuti a questa nuova puntata di Nero su Bianco, una puntata che va eccezionalmente in onda questa sera perché domani è il 1° maggio, la festa dei lavoratori, per cui anche noi non lavoriamo. Auguriamo ovviamente una buona festa a tutti i lavoratori. E oggi abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su una vetrina importantissima per il nostro territorio. Sto parlando di Primavera nel cuore della Sardegna, una rassegna, una manifestazione che va ormai in scena da diversi anni sotto l'egida di Aspen con Camera di Commercio di Nuoro Ogliastra e che mette insieme le eccellenze del territorio. La manifestazione riguarda la provincia di Nuoro e l'Ogliastra, però sinceramente a farla da padrona quest'anno sono i comuni ogliastrini. Abbiamo veramente tantissimi ospiti stasera, amministratori e organizzatori, a parlare di ciò che l'Ogliastra metterà in mostra a partire dal prossimo fine settimana. Inizio subito a salutare e a ringraziare i primi 4 ospiti. Inizio da Ugo Serra, vice sindaco di Lozzorai, grazie per essere qua con noi, vice sindaco. Salve. Lui invece è Sebastian Lai ed è un rappresentante del gruppo folk di Perdas de Vogu, fra gli organizzatori dell'iniziativa della tappa foghesina. Abbiamo poi 2 rappresentanti di Lanusei, l'assessore al turismo Francesca Loi, grazie Francesca. Grazie Giusy per averci invitato. Un gradito ritorno il tuo. E abbiamo il neo presidente della Proco di Lanusei, Gian Domenico Contu, grazie anche a te Gian Domenico. Allora, iniziamo subito con Lanusei, visto che quest'anno andremo a celebrare la 40ª edizione della Fiera delle Ciliegie. Io partirei subito da te Francesca, immagino che l'amministrazione comunale abbia molto a cuore questo appuntamento. Cosa farete? Voglio dire, qual è lo spirito di quest'anno? Allora, intanto noi, come hai detto tu, come hai anticipato, siamo praticamente 40 anni che si organizza a Lanusei la Fiera delle Ciliegie e pensare che questo è il 40° ci riempie insomma di orgoglio, perché è una manifestazione che negli anni si è strutturata. Quest'anno vogliamo veramente fare grandi cose, siamo molto emozionati perché sappiamo che sarà una vetrina non indifferente, anche perché la Primavera nel cuore della Sardegna diciamo che è quasi un libro
con delle pagine da offrire proprio al visitatore, quindi il percorso enogastronomico che è sempre presente, poi la Nusei ha delle cantine storiche che sono spettacolari, e con tutto quello che poi è la cultura e la tradizione, il folklore Ma legato. quanto è importante la ciliegia, questo prodotto principe del settore primario per la città della Nusei? Importantissimo, importantissimo, perché sulla ciliegia stiamo veramente lavorando anche ci sarà un convegno. Ecco, questa è una cosa molto importante, poi lascerò a Giando tutta la parte della manifestazione che stanno curando, poi tra l'altro nei minimi dettagli, però la ciliegia ha un ruolo principale perché è un prodotto insieme a tanti altri prodotti che ha da offrire la Nusei, ma la ciliegia, ci sono delle ciliegie, per esempio la ciliegia bianca, che è una ciliegia che c'è solo alla Nusei, quindi una ciliegia che poi tra l'altro non è molto resistente, però è una ciliegia che può essere confettata, quindi con Agris stiamo cercando di costruire insieme anche al signor Conticchio di Città delle Ciliegie un convegno che parli anche di questo. Ma quindi in qualche maniera un ritorno anche alla valorizzazione delle piante autoctone? Esatto, è quello che vorremmo fare, perché a oggi la mappatura della ciliegia lanuseina ancora non c'è, quindi ci sarà modo appunto al convegno di conoscere anche la ciliegia da questo punto di vista, quanto è importante. Poi ci sono tante altre ciliegie, però è diciamo la protagonista principale e lo sarà in tutta la manifestazione. Viene premiato la ciliegia d'oro, dove i protagonisti sono proprio i coltivatori, cioè quindi le persone che gestiscono le ciliegie da anni, da centinaia di anni. Quindi resiste ancora come cultura? Sì. Fortunatamente sì, ed è quello che ci inorgoglisce, perché insomma su questo stiamo veramente portando avanti un discorso per dare alla fiera proprio il significato alla Nusei, quindi identificare la ciliegia e associarla alla città di Lanusei. Credo che questo sia importante. Chi entra alla Nusei dalle c'è una bella ciliegia, bella grande che la rappresenta. Ti volevo chiedere un'altra cosa, quest'anno come sarà la produzione delle ciliegie? Perché non tutti gli anni, bisogna dire la verità, c'è stata una produzione sufficiente a soddisfare il fabbisogno. Ho fatto qualche chiacchierata con i produttori nelle scorse settimane, una anche stamattina, un po' per capire, perché gli alberi sono in fioritura e sono uno spettacolo, hanno tanti fiori, ovviamente poi adesso bisogna aspettare la sfioritura dell'albero e attendere che il tempo poi sia clemente, perché poi ogni anno è sempre un'arma a doppio taglio, perché se c'è una pioggia magari a giugno, come è capitato qualche anno fa, può essere, magari le ciliegie sono bellissime, però magari una pioggia intensa nel periodo a metà giugno per la città di Lanusei non ci dà una produzione ottimale. Per il momento sono in fioritura e sono spettacolari, attenderemo adesso la sfioritura per vedere poi effettivamente se questi fiori porteranno il prodotto che noi ci aspettiamo con tanto. Insomma, il Giappone ci fa un baffo. Sì, sono uno spettacolo, invito veramente ad andare a vederli perché sono uno spettacolo. Grazie Francesca per il momento. Scusami, Gian Domenico, io lo conosco, per cui tutti lo conoscono come Giando, che chiedo venia. È il primo importante banco di prova per te, che sei stato eletto alla Proco di Lanusei di recente. Quindi un nuovo direttivo, nuove forze, nuove risorse, una nuova energia. Raccontami un attimino com'è questa macchina organizzativa, che cosa metterete in campo. Ricordiamo la data innanzitutto, perché ho aspettato che fossi tu a parlare per dire ai nostri ascoltatori la data dell'appuntamento. Data giusto il 28 e 29 giugno, l'ultima domenica di giugno. Quelle sono le due date clou, diciamo. La festa inizierà dal mercoledì. Il giovedì ci sarà la scuola civica di musica che farà la chiusura dell'anno, dunque faranno i concerti. Il venerdì ci sarà un grossissimo concerto, lo teniamo ancora nascosto, diciamo. Non spoileriamo nulla? No, spoileriamo nulla. In piazza, immagino? Sì. Sabato e la domenica inizieremo il sabato con il giro delle cantine, che è la cosa che ci caratterizza. Vogliamo ricordare per queste cantine, cosa possiamo mangiare di buono? Possiamo mangiare dalla carne in umido, la carne arrosto, gli spezzatini, le frittelle, salumi, formaggi, vino, sicuramente alcune cantine fanno un piatto particolare con la ciliegia. Dunque c'è chi ha fatto il riso con le ciliegie, c'è chi ha fatto una sorta di valorizzazione delle ciliegie, c'è sempre un tocco
per quanto riguarda questo frutto. Senti, io ricordo questa fantomatica, meravigliosa cantina Movimento 5 litri, c'è ancora? Sì, sì. Dovrebbe esserci. Comunque era famosa prima al paese, diciamo, dalla parte di Movimento a 5 litri, insomma, chiaramente. Sì. Ma abbiamo anche altre cantine che sono politico. belle perché storiche, perché sono proprio realizzate nelle cantine più antiche quasi del paese. Quante sono più o meno? Una quindicina. Una quindicina. Quest'anno forse potrebbero essere di più. Adesso abbiamo la settimana prossima la riunione con i cantinieri, li chiamiamo così, per vedere poi dove saranno realizzate. Qualcuna si sposterà, qualcuna verrà aperta come nuova cantina. Prezzi popolari, immagino, Sì, perché chiaramente ci sarà il ticket e poi col ticket si mangerà in tutte le cantine con quella quota. Oltre alle cantine ci sarà lo spettacolo del sabato che prevede la Neuro Swing, sarà una band che fa musica jazz, musica country e sarà itinerante. Insieme a loro, per accontentare gli amanti del folklore, ci sarà un gruppo di ragazze, tutto al femminile, che suonerà la musica folk. La domenica... Ti le sei queste ragazze? No. Sono di vari paesi, diciamo la verità. È un gruppo. Sono di Nuoro, poi ce ne sono di Gavoi, un po' in giro per tutto il Nuorese. La domenica mattina avremo la sfilata folk, avremo 15 gruppi folcloristici da un po' di tutta la Sardegna. Ogni anno cerchiamo di cambiarli, giusto per non avere la monotonia di avere sempre gli stessi. E la sera avremo un'altra bella manifestazione, che sono quelle delle maschere etniche. Quest'anno finalmente siamo riusciti a portare per ora una maschera che arriva dalla zona del Trentino. I Krampus? No, i Krampus purtroppo ci hanno detto che non fanno spettacoli in estate per questioni sia loro come organizzazione del lavoro, e poi anche per il caldo, perché hanno un costume molto pesante, dunque sì. Per loro, come mi dice, sono improponibili. E anche questa sarà una sorpresa, appunto, perché è una cosa nuova per il paese. E poi la sera, oltre la sfilata, poi la sera avremo i balli tradizionali in piazza con canto, chitarra, voce, organetto e tastiere. Che adesso va molto di moda. Che ormai va molto di moda, poi i giovani ormai sono a richiesta. No, sì, ma è comunque importante questa valorizzazione delle nostre tradizioni, che rischiava anche di andare perduta per certi versi. Sì, infatti sarà che io sono amante del folklore, dunque punto soprattutto a un folklore puro, diciamo. Ma questo per te sarà il battesimo del fuoco, è la prima manifestazione in assoluto. Diciamo che ne ho un'altra prima, ma è semplice, dunque questa mi sta preoccupando perché tutti hanno grosse aspettative, spero di non deluderli. Parliamo di numeri, le passate edizioni quanti hanno registrato numeri importanti, vero Francesca? Sì. Ti ricordi tu qualche numero? Io sì. No, io no, perché le altre edizioni avevo solo organizzazioni folcloristiche, dunque mi sono... Se penso all'anno scorso e anche 2 anni fa, sì, erano veramente tanti. Cioè tanti da non riuscire... Nell'ordine di migliaia? Sì, parecchi. Forse anche 10.000, no? Sì. Forse sto esagerando, però... No. Ma ci siamo avvicinati. In certe edizioni si sono avvicinati 10.000 visitatori. Vi dico già che per i posti letto stanno già andando a Ruba e da quest'inverno. Quest'anno siamo contenti che... No, ma adesso facciamo un po' di pubblicità, no? Anche se non ce l'ha chiesto il proprietario. È vero. C'è nella riapertura dell'hotel alla Nosei, dunque... Anche quello sì, ci aiuta tanto 30 per posti tante, in più, non per sono tante pochi. cose. Ho capito. Dunque. Quindi io vi auguro chiaramente a te auguro un buon lavoro. Noi invitiamo tutti, invitiamo tutti a venire a trovarci. Perché... Vogliamo ricordare i tuoi collaboratori, tu sei il presidente, poi nel direttivo chi c'è? Poi abbiamo, ecco, adesso mi prendi un po' in castagna, che ho il vuoto. Vabbè, abbiamo Claudia Resu, poi abbiamo il segretario che è Andrea Balloi. Abbiamo Simon Mulas, sono tutti giovanissimi, diciamo che il più anziano sono io, però sembrano abbastanza fiattati, però diciamo un po' di esperienza ci vuole. Anche tutti gli vecchi soci sono tornati quasi a confermare la presenza in proloco, dunque abbiamo un bel gruppo di lavoro, diciamo. Giusy, ti aspettiamo. Io volentieri, chiaramente noi rivolgiamo l'invito a tutti i nostri radioascoltatori, ci ascoltano anche da Extra, da Ogliastra, certo. Per cui Nuorese, il Sarrabus, venite in Ogliastra, è bellissima. Io vi ringrazio per il vostro intervento, siamo rapidamente giunti al primo blocco pubblicitario, io do la parola alla regia per la pubblicità, non mancate, non
abbandonateci, perché poi parleremo di Lozzorai, di Perdas de Vogu, di Loceri, di Tortolì e di Bonei. Questa sera veramente parterre ricchissimo. A voi regia. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Se sei un beneficiario, è consigliato predisporre le domande entro aprile. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta, olio extravergine d'oliva secchi 750 ml a 4,99 €. Polpa oro finissima Cirio 3x400 grammi a 1,99 €. Dash liquido 21 lavaggi a 4,99 €. Carta cucina asciugoni Regina 2 rotoli a 2,89 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera, il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta dai nostri studi di Radio Stella per un'altra puntata di Nero su Bianco. Primavera nel cuore della Sardegna, la rassegna promossa da Aspen Camera di Commercio di Nuoro Ogliastra che mette in vetrina le eccellenze enogastronomiche, artigianali, ma anche paesaggistiche e ambientali del nostro territorio. Io ho salutato prima Ugo Serra e Sebastian Lai perché c'è stato un velocissimo avvicendamento al posto dell'amministratore, dell'assessora di Lanusei Francesca Loi e del presidente della Procura di Lanusei Gian Domenico Conto. Ci sono adesso Roberta Nasini, Loceri, Associazione Volontari di San Pietro, grazie Roberta per essere qui, e Rinaldo Gaias che invece di Bonei è l'assessore al turismo. Stiamo quindi parlando delle iniziative che si terranno a partire dal prossimo fine settimana in Ogliastra e io partirei partiamo da Perdas de Vogu, Foghesu in Beranu, perché il 3 e il 4 maggio voi vi metterete in mostra. Allora, raccontaci un attimino innanzitutto come... grazie per l'invito, perché comunque per noi anche essere qui è un'ulteriore vetrina alla manifestazione. Siamo novelli a Primavera nel cuore della Sardegna, nonostante la manifestazione esistesse già da qualche altro anno.
È una manifestazione che nasce con lo scopo di creare comunità. Alla base di tutto la manifestazione è nata con quello, da un'idea dei ragazzi del gruppo folk che volevano una festa a loro, quindi una festa in primavera. E che tu oggi rappresenti. Sì, lontana appunto dalle altre feste paesane classiche che abbiamo durante l'anno, quindi si è iniziato pensando a una cena sociale, una cena del paese che l'anno scorso ha riscosso un grande successo, quindi abbiamo pensato di interfacciarci con l'amministrazione comunale, provare a mandare questa candidatura per Primavera nel cuore della Sardegna. È stata ben accolta, siamo contenti e siamo ben impegnati, perché poi comunque sia si è visto che poi la macchina è grossa e la macchina va fatta funzionare. Come funziona la manifestazione? Si svolgerà questo sabato e questa domenica. Siamo il primo paese ogliastrino che apre le porte al resto dell'isola. Sì, perché scusami, come ricordavo prima, ci sono anche altri territori del Nuorese, però la parte del Leone obiettivamente la facciamo noi in Ogliastra, però già lo scorso fine settimana, quindi c'è stato, se non sbaglio, Rosei, non vorrei dire fesserie, però ha aperto Rosei con la manifestazione, scusami. No, ci mancherebbe. Come stavo dicendo appunto, come sarà svolta la manifestazione, abbiamo pensato di sponsorizzare, pubblicizzare più che altro le attività e anche le manifestazioni appunto che si fanno nel paese. Si aprirà sabato mattina nel fulcro del paese, in Piazza Longevità. Da Piazza Longevità appunto si farà un percorso dove ci saranno, adesso non ricordo a memoria, una trentina di stand tra mostre fotografiche, mostre del gruppo folk, appunto una mostra sui centenari foghesini. Perché, scusami ti interrompo, vorrei ricordare al nostro pubblico che Foghesu ha il ragguardevole primato della famiglia più longeva del mondo, il Guinness dei primati, la famiglia Melis, sì. Quindi voglio dire, anche questa è un bel vanto. Sì, cioè, immagino che sia un riconoscimento importante e immagino che ve lo spenderete insieme al minestrone della longevità. Ci sarà sì, il minestrone? Sarà tutto, ci sarà appunto durante anche una degustazione dei prodotti tipici foghesini, anche ogliastrini. Durante il giorno si potrà visitare Sabreca dei Stapras, il gruppo Grotte Ogliastra che a sede a Perdas sarà a capo di queste guide. Si potrà visitare la pista aviosuperficie e fare dei sorvoli con gli ultraleggeri di Aliquirra. Ci sono una serie di manifestazioni che non coinvolgeranno solo il piccolo circuito ma coinvolgeranno tutto il paese. Una cosa che mi ha fatto piacere, ma penso un po' a tutti, che comunque l'entrare nel percorso di Primavera nel cuore della Sardegna ha coinvolto non solo l'associazione in sé che fa la manifestazione, ma ha creato entusiasmo anche nel resto del paese, dalle attività, ma anche agli amici che non fanno parte di un'associazione, hanno dato una mano. Si collabora appunto nella buona riuscita di questo evento e si spera appunto che il tempo sia clemente, perché noi quello non lo possiamo controllare. Ah no, assolutamente. Passiamo invece all'Ozzorai. L'Ozzorai, diciamo che non dico che sia un decano della manifestazione, però sicuramente ha un'esperienza consolidata. Ugo Serra, voi invece Cortigias l'Ozzorai, che data? Il 24 e 25 maggio. Come dice il titolo, Cortigias dell'Ozzorai, al centro, il fulcro di tutto sono le corti antiche del paese, dove si potrà visitare le abitazioni che ancora mantengono quelle peculiarità, arredate poi con mobili ad epoca, proprio per l'occasione. Alcune sono rimaste addirittura così anche dopo le edizioni precedenti, e dove si potrà degustare comunque il prodotto tipico. Ognuno avrà dal maialetto arrosto al culurgione, alla pecora arrosto, eccetera. Questo, diciamo, è quello che ogni anno viene riproposto, come la domenica, la processione di San Sebastiano, ormai è entrata. Anche questo quindi è un appuntamento consolidato? Sì, questi rimangono appuntamenti fissi, con i Sbos Mudausu, la leva. Ricordiamolo, che cosa sono i Sbos Sono Mudausu? i buoi addobbati a festa con le ghirlande di fiori e con le arance messe nelle corna a ricordare, non so perché, è collegato alla festa di San Sebastiano.
venivano le arance, questa caratteristica un rito agricolo, ovviamente, certo. Storicamente, almeno neanche tanto storicamente perché mi ricordo anch'io, prima c'erano i carri che seguivano il carro del santo, in seguito poi con i trattori. Noi da bambini ci vestivamo in costume sardo, salivamo sopra i carri, ci mangiavamo le ciliegie che venivano messe per addobbare i carri. E ogni anno una leva, l'anno scorso l'ho organizzata io, quest'anno ci sarà la leva del sindaco. Ricordiamo Cesare Mannini, che avrà l'onere di organizzare l'evento. Quindi c'è l'amministrazione comunale in collaborazione con la leva del 78, con la Proloco, e poi, come diceva il collega di Perdes de Vogu, è tutta la comunità che partecipa. Mentre a differenza degli anni scorsi noi ogni anno cerchiamo di inserire qualcosa di nuovo. L'anno scorso abbiamo inaugurato le sale della musica che stanno avendo un grandissimo successo. Il comune mette a disposizione dei cittadini, dei ragazzi che vogliono andare a suonare, delle sale musicali completamente gratuite, e quest'anno invece faremo il Museo del Suono. Cioè il Museo del Suono si intende da quando si è iniziato a registrare il suono con tutte le apparecchiature di registrazione, dalle origini fino al lettore CD, quindi le apparecchiature di registrazione e di riproduzione dalle origini fino al lettore CD. E dove sarà possibile visitare? Questo sarà alle scuole elementari di Lozzorai, ok, con la struttura blu che c'è delle scuole. Mi ricordi, Ugo, a quale edizione siete arrivati voi come Noi siamo alla 10ª, abbiamo iniziato nel 2015 e arriviamo adesso al 2025, c'è stato il blocco del Covid. L'esperienza si è sempre comunque rivelata molto interessante, sia in termini di presenza, sia come vetrina, come promozione del territorio. Sì, ma poi su quei giorni di festa ci impegnano tutti, siamo sempre molto coinvolti, perché una cosa è quando l'evento lo organizza una leva, allora si va come spettatori, quando si va a essere anche organizzatori nel piccolo, perché ogni singola corte è autonoma, segue le direttive che noi come amministrazione dettiamo, ma poi è tutto in autonomia, c'è un po' di competizione tra una corte e l'altra, chi la fa più bellina, chi ha avuto più presenze, che poi le presenze sono le stesse perché la gente gira. Cioè, noi facciamo in modo che non si crei Quante cantine aprite? Noi abbiamo una decina di corti, però anche durante il percorso ormai partecipano molti hobbisti che vengono un po' da tutta la Sardegna, e quindi non c'è solamente la visita alla corte, però si può vedere anche l'artigiano che fa i cestini di canne, si può vedere il ragazzino che fa il formaggio pecorino sardo nel modo tradizionale. Quindi con latte crudo? Sì, tutto in costume, poi vesterà in velluto un po' per rendere la cosa folcloristica, però ancora così lo fa, e ci farà vedere come questi prodotti genuini nascono ancora in casa. Abbiamo questa fortuna. Chiaramente io stavo parlando prima, come dire, di questa ribalta, di questa vetrina che mette in mostra, valorizza, promuove non solo i prodotti enogastronomici e l'artigianato locale, ma anche quello che è un patrimonio che fortunatamente noi condividiamo, che è l'ambiente, il territorio, le spiagge, Lozzoraia. Noi siamo anche adesso nel circuito da qualche anno di Città dell'Olio. E quindi ci sarà anche uno stand dove Stefania Tangianu, che ha anche vinto il premio come migliore potatrice della Sardegna, divulgherà tutto il sapere sugli ulivi e l'olio. Ci sarà anche uno stand del miele dove verrà spiegato come le api lavorano e come producono questo. Una campatina sulla manna ce la facciamo, o Lido delle Rose, facciamo scoppiare una guerra diplomatica con Gino Sole, domani non c'è il sindaco, altrimenti... No, ovviamente, ripeto, non stiamo scherzando, però l'Ogliastra è talmente bella, ma è talmente che piccola in termini demografici, che veramente forse la guerra l'uno con l'altro, rischiamo veramente di diventare ridicoli, ma noi ci vogliamo tutti bene, tant'è che adesso da Sisola Manna, dalla Lido delle Rose, passo immediatamente a Gorizia. No, scherzo, Rinaldo, è l'occasione giusta, perché chiaramente anche Sagoua
Baunesa. Sì. E quindi l'iniziativa che si terrà quando? Il 7 e l'8 giugno. Io avevo il terrore di pronunciare Sagoia, ho detto No, rigorosamente baunese. Insomma. Non me lo perdoneranno mai se pronuncio male il nome, il titolo della loro manifestazione. Ecco. Intanto grazie per l'invito a questo canale, insomma, a questa trasmissione. Si chiama così perché noi, diciamo, da quando è nata questa manifestazione, da quando l'Aspen, la Camera di Commercio, ha iniziato con il voler intanto promuovere le attività, perché è nata come promozione delle attività, per far nascere anche nuove attività all'interno di questi circuiti. Noi avevamo puntato dall'inizio non solo alle attività, perché chiaramente ci devono essere le attività, ci devono essere gli hobbisti in questa manifestazione, ma ci deve essere anche un qualcosa di identitario del paese. Abbiamo puntato sin dall'inizio su Sagoua perché è una cosa nostra, di tradizione antica, e quindi vogliamo continuare per riproporre quello che è il vecchio matrimonio. Allora io vorrei introdurre un ricordo personale. Qualcuno mi ricordava con un misto fra lo stupore, il terrore e l'amminato di questi matrimoni baunesi che duravano settimane. Beh, in effetti sì, era così. Durava raccontaci. Una settimana prima del matrimonio e una settimana dopo. Si iniziava con l'organizzare diciamo, quelli che erano i menù del matrimonio, quindi la madre della sposa era impegnatissima nell'organizzare la cucina da sempre, tant'è che la mattina del matrimonio la mamma non andava neanche in chiesa perché doveva controllare la cucina, tutto quello che veniva preparato in cucina. Il padre si occupava di quella che era la carne da preparare per il matrimonio, quindi si andava dai vecchi pastori a cercare i capi da preparare, da battere e tutto quanto. Poi durante la settimana, vecchia tradizione, il mercoledì si ammazzavano i capi di bestiame e si preparava sugunfettu, che è il dolce tradizionale del Sagoua. Poi successivamente c'era tutto l'altro fauriggiu, tutta l'altra preparazione, quindi noi abbiamo puntato su questo e abbiamo visto che comunque cosa riproporrete in quelle 2 giornate? Noi riproponiamo tutte le varie fasi, a partire dal sabato mattina, ma se riusciamo anche il venerdì con la presentazione della manifestazione. Dal sabato mattina facciamo in collaborazione anche con persone di una certa età la rievocazione del Salissia, che era il lavaggio di tutto come si chiama, l'arredamento della sposa, no? Della casa della sposa. Si andava al vecchio lavatoio comunale a Usuonu per lavare i panni, per lavare tutto il corredo, diciamo. Quindi si va il sabato mattina assieme anche in coincidenza sempre con l'ultimo giorno di scuola, quindi invitiamo anche le classi della scuola media a partecipare a questa manifestazione. Si va in corteo con le donne con il cesto carico dei panni da lavare e si va al vecchio lavatoio e lì c'è una rievocazione di questa vecchia usanza, insomma. Io ti fermo qua perché siamo veloci, ma qui il tempo scorre veramente molto molto veloce, siamo già giunti al secondo blocco pubblicitario, poi riprenderemo perché parleremo anche chiaramente stavo scherzando prima ma non c'è nulla da scherzare, sì, anche se dico Loizze, e la parola alla regia per la pubblicità. A voi regia. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Se sei un beneficiario, è consigliato predisporre le domande entro aprile. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto.
Un'esperienza fuori dal comune sta per sconvolgere la tua spesa. Tieniti forte al tuo carrello. Qualità extra, freschezza extra, risparmio extra. Tutto questo è CRAI Extra. Acchiappa il volantino con le promo imperdibili. In offerta, tonno all'olio d'oliva CRAI 6x70 grammi a 3,99 €. Melanzane nere a 1,69 € il chilo. Latte arborea parzialmente scremato 1 litro a 1,39 €. Biscotti Colussi vari tipi 250 grammi a 99 centesimi. No, non è un film, è CRAI Extra, gli esperti della qualità. In via Garibaldi a Tortolì, strada per Cagliari. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. Eccoci qua, siamo in diretta, siamo nei nostri studi, stiamo parlando di primavera nel cuore della Sardegna, ma ci sarà anche una novità perché non parleremo solo della rassegna promossa e organizzata da diversi anni da Aspen, Camera di Commercio di Nuoro Ogliastra, e c'è stato un ulteriore avvicendamento per cui noi abbiamo salutato il vice sindaco di Lozzola Ugo Serra, il rappresentante del gruppo folk di Perdas de Vogo Sebastian Lai, e accogliamo e salutiamo Matteo Musella dell'associazione Vele Corsare di Arbatas. Grazie a te per essere con noi, e l'assessora al turismo di Tortolì Rita Cocco. Grazie a voi, buonasera. Grazie anche a te Rita. Allora, stavamo parlando del Sagowa Baunese, che è la manifestazione che, ricordami Rinaldo, quando andrai... Il 7 e l'8 giugno. A Baunei, quindi è una nel centro storico di Baunei, nel centro storico. Rione, sì, sempre il solito Rione. È una riproposizione è una rievocazione del vecchio matrimonio baunese, come dicevo prima. Insomma, si fanno tutte le varie fasi del matrimonio a partire dal sabato. Ci saranno poi, oltre che le varie fasi del matrimonio, anche varie proiezioni di cortometraggi nel centro di documentazione. Mostre di pittura dei vari hobbisti che partecipano alla manifestazione lungo il percorso che è stato, diciamo così, deciso dalla manifestazione. Chiaramente anche la degustazione, cosa potremo trovare di buono? Tutte le cose buone le troverete all'interno del percorso, dalla carne di capra alla carne di maialetto, alle culurgione baunesi, che hanno una forma completamente diversa perché sono fatti a raviolo. Sono fatti in modo diverso, non sono a spiga, sono diversi. Sono diversi. Quindi ecco, poi c'è anche il dolce del matrimonio, come dicevo prima, su un fetto. Come è fatto? E c'è anche ci sarà anche la dimostrazione per vedere come si fa su un fetto, sia il sabato che la domenica. Quali prodotti vengono utilizzati per fare su un fetto? Viene utilizzato il miele, le mandorle, e quindi insomma le varie fasi sia del dolce, ma anche in alcune postazioni ci sarà il pastore che farà la dimostrazione della lavorazione del latte e poi di capra rigorosamente, sì, certo, perché ormai la capra è diventato il nome tutelare di Baunei, visto che ne abbiamo in abbondanza, è il simbolo ormai che ci riconosciamo nella capra baunese, insomma. Sgarbi ci ha fatto una fortuna, ma anche voi non siete da meno, devo dire. Sì. Diciamo che l'abbiamo accolto bene, insomma. E poi la sera ci saranno le varie fasi, come dicevo prima.
del Sumudongiu, che sarebbe il portare dalla casa della sposa tutto il corredo nuziale alla casa di quella che sarà la casa degli sposi. Questa è tutta una finzione, quindi diciamo che non ci si sposa più non così ci si a sposa Baunei. veramente, quindi Ma anche non queste ci si sono sposa tutte... più neanche così a Baunei, No, o qualcuno lo fa ancora? Vogliamo fare anche quel passo possibilmente. Se riusciremo a trovare una coppia che darà la disponibilità per sposarsi seriamente, noi ci stiamo lavorando, per adesso non l'abbiamo ancora Rinaldo, trovata. Quindi... adesso io lo dico in sardo, non me ne vorranno, come dire, i non sardofoni, ma due giras de Goia. No, ma la facciamo breve, ci dai. vuole un fisico bestiale. Però sai, lo so, ma abbiamo sempre retto bene a questi matrimoni, quindi anche la fase successiva al matrimonio, tutto il smontare, tutte le apparecchiature, tutte queste cose, insomma, le abbiamo sempre fatte. E poi, come abbiamo fatto il salto di qualità con il territorio, quindi siamo diventati primi con il mare più bello del mondo. Ecco, tu mi stai rubando il mestiere, perché ti lo avrei vogliamo fare anche con il matrimonio, quindi io lancio il messaggio: se c'è qualcuno che si vuole sposare, anche se non è di Baunei, lo accogliamo e lo sposiamo a Baunei, non ci sono problemi. Ecco. L'assessore del turismo fa tutto lui, ma giustamente, perché io ti volevo chiedere, sarà l'occasione buona per valorizzare l'ultimo prestigiosissimo riconoscimento che avete avuto. Goiz è stata ritenuta, poi mi direi da chi, la spiaggia più bella del mondo nel novero di 50 spiagge mondiali. Sì, beh, questo ci ha gratificato e ci ha onorato di questo ulteriore premio, perché visto che ogni anno arriva sempre qualcosa, quest'anno è arrivato il gradino più alto del podio, insomma. E quindi siamo felicissimi di poter usare anche questa pubblicità per Baunei, visto che insomma la pubblicità fa sempre bene, anche questa speriamo che sia una buona pubblicità sia per la manifestazione ma per l'intero territorio. Poi, insomma, tra l'altro, perché... le motivazioni che hanno portato al conseguimento di questo riconoscimento è in particolar modo la tutela ambientale della spiaggia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che comunque si entra previo pagamento di ticket, a numero chiuso, insomma, è forse stato il primo esperimento in Ogliastra di pagamento di ticket. Sì, ormai è già dal 2016 più o meno che si è iniziato questo progetto di salvaguardia di questa spiaggia, che poi tra l'altro è un monumento naturale, quindi è diventata a numero chiuso e non c'è l'accesso dal mare, quindi è chiusa dal mare, si accede solo da Suvortedu, da sopra. Da sopra, dalla prima postazione del punto di ingresso. E quindi c'è stato un po' di resistenza all'inizio, ma poi diciamo che le decisioni, anche se sono un po' fastidiose, premiano, e questo è stato il risultato migliore a distanza di quasi 10 anni, insomma, della prima istituzione del numero chiuso a Cala Golorizze. Grazie Rinaldo per il momento, passiamo all'Oceri. Io nel frattempo invito tutti come ospiti a Baunei e non come turisti, quindi venite a Baunei, la manifestazione dura 2 giorni e vi divertirete, perché Sagoua è un divertimento, è festa e unisce tutta la comunità e tutti gli altri. Insomma. No, unisce tutti, esatto, non solo quelli. Grazie Rinaldo. Grazie a voi. Passiamo all'Oceri, anche l'Oceri ha un'iniziativa importantissima. Roberta, tu fai parte dell'organizzazione, quando si terrà la manifestazione, e il nome che avete scelto? Allora, la manifestazione si terrà il 17 e il 18 di maggio. Il nome è l'Oceri Art Festival. Abbiamo ripreso praticamente, siamo arrivati alla 7ª edizione, però come associazione di volontariato è la prima che facciamo noi. Le altre edizioni sono stati sempre realizzati dei murales con dei concorsi. All'Oceri ne abbiamo più di 100. Tanto che abbiamo fatto anche una cartina per evidenziarli, oppure con il QR code si potranno visitare con più facilità. Niente, la nostra manifestazione quest'anno, anziché i murales, faremo dei dipinti, ci saranno degli artisti che faranno dei dipinti sulle serrande. Quindi avete cambiato completamente target? Sì, abbiamo cambiato, sì, perché praticamente ci siamo accorti che al centro proprio del paese, la via centrale, che è via Roma, dove si svolgerà la manifestazione, ci sono tantissime serrande chiuse, per cui abbiamo detto diamogli un po' di vita. Il nostro obiettivo è quello di realizzare tra i murales, le serrande,
proprio un museo a cielo aperto. Questo è il nostro obiettivo, sì. Ci saranno tanti artisti, da dove arrivano? Allora, ci sono alcuni che arrivano dal continente, come dite voi. Anche tu sei continentale. Io sono continentale. Originaria sì. Di Fermo, delle Marche. Sì, però da tanti anni ma qua vivo qua in da 30 Ogliastra. anni ormai, mi avete proprio adottato. Ci saranno degli hobbisti, tanti hobbisti, anche molto particolari, tanti laboratori. Mostre fotografiche, ci sarà una bellissima mostra di Forestas, molto bella, poi vabbè c'è il coro di Nuoro, ci sono varie attrazioni, sempre diciamo che gli spettacoli sono itineranti. Quindi comunque anche all'Ocelli si segue la formula del connubio fra enogastronomia e tradizioni Sì, e cultura e identità. Assolutamente sì. Gli ospiti che verranno potranno mangiare dai culurgioni alla pecora, ci sarà un forno che metteremo noi, che abbiamo come associazione, e dove faremo proprio in piazza la cocoi. La cocoi, ricordiamo ai nostri ascoltatori Sì. cos'è la cocoi, che adesso è già ora di cena. Insomma. Allora, la cocoi noi la faremo di zucca, è tipo una frittatina, come vogliamo dire. Con la zucca, principalmente sono le verdure, e poi viene cucinata Nel forno a legna. Sì, nel forno a legna. Utilizzate le foglie di cavolo per... No, in questa occasione no. Però insomma, solitamente, oppure Sì. di vite, se non sbaglio. Sì, credo di sì. Va bene. Grazie per il momento, Roberta. Dalla regia mi dicono che in linea, in collegamento telefonico, c'è il sindaco di Girasole, Lodovico Piras. Lodovico, siete i nostri? Buonasera a tutti. Buonasera, chiedo alla regia di aumentare leggermente il volume perché ti sentiamo male. Mi sentite meglio? Adesso sì, grazie Lodovico per la tua presenza. No, grazie a voi per l'invito, mi scuso per non essere presente, ma ero impegnato in quella fiaccolata di cui... Sì, infatti vogliamo ricordarlo, anzi è doveroso ricordare che a Barisardo stasera si è tenuta una fiaccolata per ricordare la tragica scomparsa di un ragazzo del Bono, di Marcolino, per il quale si chiede giustizia, quindi i sindaci giustamente erano impegnati in questa manifestazione per chiedere giustizia, ed è importantissimo perché ormai a tante settimane di distanza ancora non si sa chi ha ucciso questo ragazzo giovanissimo. Detto ciò, Lodovico, anche Girasole aderisce a Primavera nel cuore della Sardegna. Ricordami il nome della vostra manifestazione e quando si terrà. La nostra si chiama Piazza Gesuli. È sempre stata, Girasole ha sempre aperto, diciamo, la manifestazione. Quest'anno abbiamo traslato di una settimana rispetto agli altri anni, perché di solito Girasole apriva o a fine aprile o ai primissimi di maggio. Quest'anno, quando siamo andati in Camera di Commercio, abbiamo chiesto la cortesia di traslare di una settimana, perché l'anno scorso diciamo che era in concomitanza con Sant'Efisio a Talana, e quindi abbiamo preferito andare avanti di una settimana, di modo che insomma ci sia più presenza dal punto di vista di pubblico. Sì, questo per evitare le sovrapposizioni, che purtroppo sono una costante nell'estate ogliastrina. Infatti prima o poi secondo me bisognerà costituire una sorta di cabina di regia per evitare queste sovrapposizioni, perché... Sì, se ne parla sempre, però effettivamente ci sono, nonostante con la Camera di Commercio abbiamo fatto è stato fatto un lavoro da quel punto di vista molto minuzioso, e cercare di non sovrapporre, però poi nascono comunque in vari paesi alternative che sono fuori dal circuito, però chiaramente non si condividono, ma non puoi attaccare più di tanto, quindi si cerca di andare avanti, ecco, No, vabbè, ben vengano poi, perché insomma sono come sintomo di una vitalità del tessuto sociale, economico dei paesi. Lodovico, ma a Girasole cosa potremmo vedere, cosa potremmo gustare? A Girasole, ripeto, come tutte le, diciamo, le manifestazioni, è comunque appunto un percorso enogastronomico, quindi quest'anno, se non erro, ci sono circa 20 postazioni enogastronomiche che vanno
dal più comune Culurgione, insomma, che viene preparato dalla Proloco, carne arrosto che fanno alcune postazioni, soprattutto un comitato di giovani, e poi pesce, insomma c'è un po' di tutto, Giusy, ecco, c'è un po' di tutto. Qual è la vostra speranza? Ripetere i numeri degli anni passati che sono stati importanti? Sì, devo dire, Giusy, effettivamente, che da quando è partita questa manifestazione, che se non erro il 2015 la prima edizione, quindi noi eravamo già comunque in amministrazione, diciamo che a parte l'interruzione per il Covid, devo dire che effettivamente a Girasole è stata molto partecipata. Io credo che il motivo principale sia quello che comunque, essendo la prima manifestazione, quindi la gente è vogliosa di uscire, e poi chiaramente anche perché fa piacere venire a Girasole, insomma, comunque come tutti gli altri paesi, penso che sia una manifestazione che comunque funzioni. Chiaramente c'è da dire, e questo ne abbiamo discusso ampiamente anche in Camera di Commercio, che bisogna stare attenti perché affinché non avvengano e non si verifichino certe situazioni che snaturalizzino la manifestazione. Quindi bisogna comunque cercare di stare e tenere prezzi decenti, quindi penso che questa sia la prima cosa. E poi naturalmente i territori devono i paesi, e quindi di conseguenza le corti alimentari, devono fare quello semplicemente che è tradizionale, perché se ci si impergola a fare cose che non sono della tradizione, diciamo che va un po' a snaturalizzare il senso della manifestazione. Quindi ecco, questo va fatto per il proseguo. Poi certo può sembrare una ripetizione, però voglio dire, questa è la manifestazione, un percorso enogastronomico e il senso quello è, quello sarà. Chiarissimo, grazie Lodovico, ricordiamo l'appuntamento a Girasole. 10 e 11 maggio. Con Prazzas de Gelesuli. Prazzas de Gelesuli, sì. Che è il nome in sardo del tuo paese. Un'ultima domanda, poi ti saluto. E la comunità come reagisce all'organizzazione? Ecco, è una piccola comunità ma molto vivace. Io volevo infatti aggiungere questo. Si pensa alla data, ad esempio, Girasole del 10 e dell'11 maggio, però guarda Giusy, è veramente molto bello vedere la comunità che ormai è attiva da ormai 2 settimane a questa parte nei preparativi, quindi a me fa piacere, a noi fa piacere, perché questa manifestazione non è diciamo racchiusa in quei 2 giorni, ma è un movimento, diciamo, che avviene 2 settimane prima della manifestazione, quindi nelle varie corti si pulisce, si organizza, si montano i vari palchetti che naturalmente servono per servire il cibo, quindi diciamo che è un sistema che va oltre quelle 2 giornate e quindi fa comunità, fa sociale, e credo che nelle nostre piccole comunità bisogna comunque continuare a rafforzare quello che è a volte il piccolo. Io dico il piccolo e per piccolo intendo queste cose, ecco, fare comunità, fare sociale, penso che sia già un obiettivo importante. Quando la comunità è serena e in pace, credo che un amministratore debba essere già contento. Benissimo, ti ringrazio Lodovico, ti auguro buona Prazzas, anzi buone Prazzas, e ci vediamo tutti a Girasole. Grazie a tutti, estendo l'invito a tutti. Sì, qui ci stiamo invitando a vicenda. Adesso torniamo invece a casa, perché noi trasmettiamo da Tortolì, ma non andremo a Tortolì perché andremo invece nel bellissimo borgo marinaro di Arvatax. È l'unica manifestazione che non rientra nella cornice primavera nel cuore della Sardegna, però come dire, è una manifestazione che valorizza la cultura marinaresca e una comunità che è quella di Arvatax, che bisogna conoscere perché è un unicum. E io inizierei proprio dall'assessore al turismo di Tortolì, Rita Cocco, perché quest'anno ci sono delle particolarità, poi chiaramente
chiederò all'organizzatore qual è la peculiarità, però anche dal punto di vista, diciamo, istituzionale ci sono delle novità. Prego Rita, cosa vedremo? Appunto, come anticipavi tu, tornerà Arbatax Borgo Marinaro quest'anno nelle 2 giornate del 31 maggio e 1 giugno. Ovviamente come amministrazione non possiamo che essere contenti e soddisfatti di ospitare un evento così importante, un evento che mancava ormai da 6 anni e che quindi anche la nostra amministrazione ha voluto fortemente che si potesse riproporre a tutti noi residenti, ma anche a tanti visitatori che abbiamo il piacere di accogliere. L'abbiamo fatto con l'associazione Vele Corsare, che è l'associazione che appunto ha ideato e organizzato sempre anche nelle 5 edizioni precedenti. Ovviamente saranno 2 giorni dove non avremo solo la possibilità di degustare ottimi piatti tipici, ma ci dà anche la possibilità di valorizzare e promuovere Arbatax a 360 gradi. Infatti ci saranno tanti eventi collaterali. Alla manifestazione ci sarà poi, come magari potrà spiegare più nel dettaglio Matteo, la possibilità di visitare anche parte del patrimonio appunto di Arbatax. Sarà appunto disponibile la Torre San Miguel da visitare. Ci sarà la possibilità di fare diversi giri in barca piuttosto che in vela. Ci sarà la possibilità di allestire una mostra presso la stazione di Arbatax. Insomma, è comunque una manifestazione che promuove e valorizza nella sua completezza il borgo. Un evento che è anche unico anche per dove si estende, perché si estende proprio all'interno del borgo di Arbatax, che un po' si sposta da quelli che sono i luoghi non soliti dove anche noi nel periodo estivo organizziamo anche le manifestazioni, quindi c'è proprio il cuore di Arbatax in questi 2 giorni. Questi ragazzi insomma l'hanno fatto già da diversi anni e l'hanno fatto con l'unico scopo di promuovere il territorio e la comunità nel quali vivono, e quindi eravamo convinti che insomma fosse opportuno e fosse doveroso poter dare una mano concreta per portare avanti iniziative di questa importanza. Io ti interrompo perché la regia mi dà indicazioni precise sull'incombente pubblicità. E poi però parliamo anche del gemellaggio con l'isola di Ponza. Certo. Matteo Musella ha un cognome tipicamente ponzese, insomma sarà la rappresentazione di quanto i ponzesi siano stati importanti per Arbatax. Non mi dilungo oltre, parola alla regia per la pubblicità. A voi. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Se sei un beneficiario, è consigliato predisporre le domande entro aprile. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta, olio extravergine d'oliva secchi 750 ml a 4,99 €. Polpa oro finissima Cirio 3x400 grammi a 1,99 €. Dash liquido 21 lavaggi a 4,99 €. Carta cucina asciugoni Regina 2 rotoli a 2,89 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30.
Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Eccoci di nuovo, siamo di nuovo qua in diretta dai nostri studi per parlare delle iniziative che si terranno in primavera della nostra Ogliastra. Stavamo parlando dell'iniziativa che si terrà ad Arbatax, stavamo parlando di ciò che caratterizza questa manifestazione. Il momento clou sarà sicuramente il gemellaggio con l'isola di Ponza, dalla quale negli anni *20* arrivarono, diciamo, quelli che poi fondarono Arbatax proprio come identità, come spirito, come anima. Rita. Sì, appunto questa edizione sarà speciale appunto perché tornerà dopo tanti anni e sarà super attesa, e poi perché avremo la possibilità di ufficializzare il gemellaggio che noi circa 2 mesi fa abbiamo portato in giunta, che abbiamo ufficializzato insomma nelle sedi opportune, ma che avremo la possibilità appunto di proporre insomma a tutti, a tutto anche il popolo arbataxino. Ci sarà quindi il sindaco Francesco Ambrosino e anche altri rappresentanti della comunità ponzese, e quindi insomma coroneremo ufficialmente questo legame che abbiamo voluto portare avanti con loro, appunto alla luce della storia che lega le due comunità, appunto come anticipavi tu, da quando i ponzesi vennero nelle nostre coste per attività commerciali, contribuirono anche a fondare la cooperativa pescatori, per il legame che c'è anche per quella che è la ricorrenza di San Silverio, che ovviamente lega a doppio filo le due comunità, e che poi infatti iniziò anche con la visita del nostro sindaco Marcello Lado l'anno scorso a giugno, e dove si iniziò questo discorso e dialogo che poi si è appunto concluso 2 mesi fa, ma che però porteremo durante l'edizione di Borgo Marinaro. Quindi insomma sarà un momento speciale. Saranno diversi appunto rappresentanti che poi accoglieremo magari in un punto allestito presso le Rocce Rosse, e poi potranno ovviamente liberamente conoscere dal vivo insomma la manifestazione così come l'abbiamo conosciuta noi. Per i dettagli interpello Matteo Musella, nipote di Ponzesi, figlio di Ponzesi, insomma ormai. Raccontaci un attimino com'è nata questa manifestazione, che si caratterizza chiaramente per aspetti che sono differenti rispetto alle altre manifestazioni, perché la comunità di Arbatax è una comunità che è stata fondata dai ponzesi, quindi non sardi, pescatori, mentre facevano qualche problema magari con il mare. Adesso che ricordo, loro diedero il nome alla vostra Ispurige Denei, la chiamarono Calamariuolo perché quindi questo doppio nome. Il Mariuolo, chissà chi era il Mariuolo. Si deve ai ponzesi. Torniamo a noi però, Matteo, raccontaci un attimino come è nata questa manifestazione e cosa intendete promuovere. Sì, allora, assolutamente, come avete accennato, diciamo, l'idea di fondo è quella di promuovere la peculiarità di Arbatax, di Tortolì e con il suo insieme. La comunità è nata da questo connubio tra ponzesi e ovviamente tortoliesi, residenti già della zona, che quindi negli anni si sono, diciamo così, appunto incontrati
E quello che caratterizza la manifestazione è proprio questo, che c'è diciamo un po' una diversità, quindi quando si va appunto ad Arbatax si può scoprire nelle degustazioni, assaporare tutto questo mix di culture, ecco, questo sicuramente caratterizza. La popolazione ovviamente è ben felice di ricordare, faccio l'esempio anche con delle foto, con le ricette della nonna o con ricette appunto portate da Ponza eccetera, proporre ad esempio ai visitatori questa cultura, questa sapienza appunto che ha, che quindi quando il visitatore appunto si approccia trova una cosa ecco, differente. Tutto questo poi nel contesto di Arbatax che sappiamo la bellezza del posto e che magari ecco, rispetto ad altre località permette, che ne so, di vedere appunto il mare, quindi una degustazione piuttosto che un aperitivo vista mare nei vari posti. Ecco, Rita ha citato le Rocce Rosse, posso citare Calamoresca, ma anche altri scorci di Arbatax dove Cala Genovesi giustamente, ma anche altri scorci che per quei giorni saranno addobbati e comunque magari occupati da persone del posto piuttosto che attività locali, che magari si va a scoprire degli scorci, degli angoli che non sono comuni. Ecco. Una domanda te la farei sulla memoria. Quanto è ancora forte la memoria da parte della comunità ponzese che, ripeto, arrivò qui nel secolo scorso a Remi? Quanto si ricordano ancora i vecchi pescatori? Quanto è rimasto di quella tradizione? Allora, secondo me è rimasto ancora tanto, nel senso, i ricordi dei pescatori e questa idea c'è sempre. Quando si parla appunto con i pescatori anche più giovani, cioè con le nuove generazioni, comunque anche loro hanno memoria dello zio, del nonno che li portava in barca e li ha portati a pescare. Negli anni scorsi, ecco, nelle edizioni precedenti, pre-Covid, abbiamo fatto una ricerca fotografica, ad esempio avevamo fatto stampare delle gigantografie, più di 50 scatti che ricordavano quei volti, che sono i volti dei pescatori, che sono anche i miei parenti, ad esempio mio nonno, ricordo che erano di quelle foto, e tanti altri parenti e persone che comunque sono comunque ricordate in maniera veramente forte, affettuosa, e quindi c'è ancora questo sentimento. Adesso faccio il gemellaggio con Ponza, è stato visto come una cosa molto apprezzata. Quindi è un legame comunque che si rinnova. Assolutamente. Torniamo invece all'enogastronomia, chiaramente i piatti di mare, certo. Che cosa proporrete? Allora, noi quest'anno avremo circa 50 postazioni enogastronomiche, si dividono tra diciamo, case private, quindi la possibilità di entrare a casa degli arabataxini, assaggiare i piatti tipici, insieme a quelle che sono le aziende del posto che si sono appunto iscritte alla manifestazione, hanno deciso di partecipare proponendo le loro specialità, quindi di tutto, dalla frittura di paranza, dalla frittura di mare, alle polpette di pesce, ai polpicini alla diavola. Quindi ovviamente si caratterizza sicuramente per l'aspetto della gastronomia di mare, però ovviamente ci saranno i culugiones, perché torniamo al discorso del mix di culture, ci saranno entrambi, ci saranno magari dei piatti tradizionali proposti anche dai comitati locali, dei comitati delle feste locali torturi, quindi nel senso è un mix importante. Quello che a noi piace dire, diciamo, che caratterizza l'amministrazione, oltre all'aspetto appunto ponzese, della peculiarità, è la nostra volontà proprio come associazione Vele Corsare di promuovere in quei giorni il meglio di Arbatax. Noi cerchiamo sempre di coinvolgere il più possibile le aziende del posto per fare una vetrina, per dare veramente il giorno un'immagine importante, potente, che venga ricordata e che permetta poi al fine settimana successivo a un'altra data al turista, all'ospite di decidere di ritornare perché tale giorno ha visto Arbatax, mettiamo così, al suo massimo delle potenzialità, e perché no tornare poi a assaggiare quei polpicini, quel piatto, e quindi è una ricaduta poi sull'economia locale. Questo è quello che noi diciamo, vogliamo mettere insieme nella manifestazione e promuovere. Grazie a Matteo Musella di Vele Corsare, siamo arrivati alla fine, io direi che è arrivato il momento di tirare le somme. A voi le ultime battute per
magari volete invitare qualcuno in particolare. Comunque, le ultime riflessioni anche sulla scorta di quanto ci siamo detti in questa piacevolissima chiacchierata, peraltro veramente molto molto partecipata. Rinaldo Gaias. Sì, in conclusione quindi invitiamo tutti, non nessuno in particolare, invitiamo tutti alla manifestazione perché da noi c'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti, c'è musica che varia dai cori tradizionali sardi, il coro Susicanoieu di Baunei, che avrà ospite anche un coro di Orosei, quindi poi ci saranno i murales di Orgosolo, musica etnica e itinerante, sia il sabato che la domenica. La domenica ci sarà in conclusione una serata nella piazza principale del paese, dove si concluderà tutta la manifestazione in allegria, sperando di unire il più possibile la comunità e gli ospiti che verranno a trovarci, perché Sagoua finisce sempre in balli, allegria e incanti. E poi noi dicevamo sempre Sagoua fai coua, quindi da un matrimonio ne possono nascere altri e la speranza è sempre quella. Ecco. Fare pubblicità per il paese, per il territorio, per tutte le attività. No, anche per perché tutti siamo quelli, in decremento demografico, insomma, se ci si sposa fate figli. Invogliamo qualche coppia a presentarsi per le prossime edizioni, insomma. Ecco. Grazie Rinaldo Gaias. Grazie a voi per averci ospitato. Assessore al turismo di Baunei. E Roberta? Allora, io prima ho dimenticato di ringraziare tantissimo tutte le signore che stanno lavorando all'uncinetto per rendere la nostra piccola Loceri un bijou, un gioiellino. Decoreremo i vicoli più caratteristici, la parte più antica, per renderla ancora più bella. Vi aspettiamo tutti. Siamo a Loceri. Ecco, Loceri a metà strada fra il mare e la montagna, sì, posizione privilegiata sì, per chi ama sia l'uno sia l'altro. Sì. Rita Cocco. Noi ovviamente invitiamo tutti, ma siamo sicuri che tanti sono nostalgici, così come lo siamo noi, quindi non mancheranno all'appuntamento del 31 maggio e 1 giugno per riscoprire appunto i nostri piatti tipici, visitare i luoghi che solitamente sono chiusi al pubblico e agganciandomi alla visita degli edifici storici, monumenti che noi abbiamo a disposizione, se mi permetti, invito anche questo fine settimana 3-4 maggio a recarsi tutti per le vie di Tortoli e di Arbatax perché ci sarà monumenti aperti. Quindi insomma anche questa manifestazione, così come Borgo Marinaro, non avveniva dal 2019, quindi insomma è importante, sì, la stiamo riportando quest'anno molto volentieri. Ci sarà l'Info Point alle scuole centrali, 2 pulmini che andranno a Sortali su Monti e 1 al Faro Bellavista, e quindi poi lì tutte le informazioni aggiuntive saranno super reperibili. Grazie a voi. Matteo, tu... Sì. Allora, io prima volevo giusto ringraziare l'amministrazione che ci ha dato una grossa mano per ripartire con la manifestazione, da un po' che non si faceva, c'è stata una forte collaborazione e veramente ci ha fatto piacere, ecco, appunto questa volontà, ecco, che ci hanno comunicato fortemente e l'abbiamo colta, giustamente non poteva che essere così. Invitiamo tutti ad Arbatax Borgo Marinaro, 31 maggio 1 giugno, con veramente scoprire, diciamo così, un borgo e vederlo in maniera differente, scoprirlo proprio, viverlo, perché veramente la manifestazione va nei vicoli del paese, nelle case, possibilità di salire su delle terrazze, delle case degli arbataxini, scorci, degustazioni per carità, musica e tanto altro. Quindi... E sentire anche magari una lingua, un dialetto che è diverso dal nostro gliastrino. Capita anche quello, capita sicuramente anche quello. Va bene, noi siamo giunti alla fine, io vi ringrazio della vostra disponibilità, vi ringrazio per essere stati così dettagliati nella descrizione delle manifestazioni che caratterizzeranno i prossimi fine settimana del nostro territorio, quindi grazie a Rinaldo Gaias, che è assessore del turismo di Baunei, grazie a Roberta Nasini che è fra le organizzatrici come membro del direttivo dell'Associazione Volontari San Pietro di Loceri. Grazie ancora a Rita Cocco che invece è assessore al Comune di Tortolì per il turismo e Matteo Musella di Vele Corsare. Grazie a voi. Io ringrazio chi ci ha seguito sinora.
Vi ringrazio perché insomma siete sempre tanti, questo ci fa piacere. Ringrazio la regia, quindi ringrazio Daniele De Murtas per la parte audio e Roberta Loi per la parte video. Vi do appuntamento a giovedì prossimo con un'altra imperdibile puntata di Nero su Bianco. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Se sei un beneficiario, è consigliato predisporre le domande entro aprile. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta, filetti di merluzzo d'Espar 400 grammi a 2,99 €. Birra Icnusa non filtrata 3x33 CL a 3,29 €. Dolce sardo arborea senza lattosio a 1,29 € letto. Vermentino Tirsos di Contini a 4,99 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì.